Bene, eccoci rientrati in studio, Gioventù Politica. Allora, avevamo, prima della pausa pubblicitaria, c'era stata una domanda che Riccardo Russo aveva rivolto al collega del nuovo centrodestra Cesare Chiurato. Allora, i Popolari per l'Italia che dicono al nuovo centrodestra: ma siete convinti che conterete qualcosa ancora per molto per Renzi? Allora, noi dobbiamo rispondere prima di tutto all'elettorato del nuovo centrodestra. Quindi noi sicuramente sappiamo di contare, anche perché se no il governo Renzi, se non ci fosse stata la fiducia di Angelino Alfano, non si sarebbe creato, intanto. Quello che noi diamo come nuovo centrodestra sicuramente sarà una meritocrazia per i giovani e quello che dici sulle famiglie e sui soldi da dare a operai, quello che è l'IRPEF o altro, sono cose che abbiamo sentito e anche come dici tu, sono tutte cose, tutto questo fumo. Lasciamo lavorare, perché non mi sembra che abbia avuto tanto tempo per lavorare, è appena partito, diamo un po' di fiducia a delle persone che vogliono fare qualcosa per l'Italia, mi sembra che ci siate anche voi comunque, dentro questo governo, quindi in fasi alterne, ecco. E per quanto riguarda i soldi, c'è da riguardare tutto quello che riguarda anche una rivoluzione sulle tasse, quindi sicuramente secondo me si possono trovare i soldi e si troverà il modo. Quando tu mi dici ma come mai adesso sì e prima no, ma forse perché adesso c'è veramente la voglia di fare qualcosa di cambiare, perché prima no? Questo è un punto di domanda che io non posso rispondere, perché io come giovane sono il primo a dire siamo qua per lavorare, siamo qua per dare i soldi in tasca alle persone, perché se nessuno ha i soldi in tasca non si può fare niente. Ovvio che il debito pubblico è una delle prime cose che bisogna fare, questo credo che sia ovvio e che tutti quanti siamo qua a dire la stessa cosa, però sempre dire le stesse cose, secondo me anche da casa, dà fastidio, e trovare delle persone che si attaccano, soprattutto adesso che c'è un governo, secondo me io non lo trovo qualcosa di intelligente e di costruttivo. Poi ognuno può valutare e pensare come la crede. Noi siamo in una trasmissione ed è giusto che ognuno si confronti. Però a mio avviso stiamo partendo, si è partiti, andiamo avanti. Bene, abbiamo un telespettatore in linea, lo facciamo parlare come sempre. Buonasera, gentilmente da dove chiama, il suo nome? Allora, grazie signor Trivellato e buonasera, sono Italo e chiamo da Padova. Buonasera signor Italo. Mi consenta berlusconianamente parlando, ma non voto Forza Italia, poiché tempus fugit, di essere velocissimo nel dire due cose prima di passare all'argomento che volevo affrontare. Allora, non mi pare che Beppe Grillo abbia detto delle stupidaggini, lo avrà detto in modo eclatante, smisurato, ma non mi pare che abbia detto delle stupidaggini. E poi, siccome in studio abbiamo dei giovani rappresentanti di Indipendenza Veneta e di Lega Nord, o se vogliamo Liga Veneta, non capisco perché non si accelerino i tempi della indipendenza, visto che potremmo sempre farci riconoscere dallo Stato di San Marino. Ma vengo all'argomento. Io vorrei, se mi fosse data la possibilità, di fare, diciamo così, una sorta di provocazione che spero possa risultare non offensiva, e cedo se dico simpatica, e che in considerazione degli ospiti che compongono la presenza in studio potesse essere considerata in maniera molto benevola. Io sono contento di vedere persone mediamente giovani e interessate che si preoccupano di politica. Mi pare che però in trasmissione sia presente, fortunatamente per noi telespettatori, un giovane particolarmente dotato, indubitabilmente preparato, colto, di grande esperienza anche professionale, la cui partecipazione ci porta molto frutto e la cui manifestazione di pensiero tendo a considerarla ogni volta una sorta di lectio magistralis. E mi pare di interpretare anche il pensiero della maggior parte dei telespettatori che poi intervengono in questa trasmissione. Con questa crisi politica che c'è nella politica della politica, che nei suoi metodi di espressione e nella realizzazione concreta mi sembra più un accadimento patologico, una malattia, che una funzione creativa e risolutiva, non le pare il caso, signor Trivellato, che io possa chiedere pubblicamente al professor Ermanno Case di fare lui attività politica, anche perché del fiato corto non ci interessa tanto, perché il pensiero, quello diciamo matematico, scientifico, cognitivo, ma di un giovanotto che probabilmente avrà la mia età, mi pare che sia molto più adatto per risolvere i problemi del paese, senza nulla togliere alla buona volontà di questi giovani che si danno da fare. La ringrazio e mi complimento per la sua nobiltà di trasmissione. Grazie a lei signor Italo. Allora,
Professor Case, qua bisogna dare una risposta ai telespettatori che la invitano a... Che mi vogliono male. Io ringrazio per la fiducia, ma credo che ci siano persone valide, ma soprattutto se non ci si prova non si riesce. Bisogna che i giovani si mettano in discussione. E allora sull'esperienza di un'attività si può migliorare, perché necessariamente si fanno errori. Non è che io alla sera faccio un attimo l'esame di coscienza da editore, imprenditore e mi accorgo che sono fortunato se riesco a fare il 55% di cose giuste e le altre sono sbagliate. Se viceversa vuol dire che questo giorno è passato male. Poi faccio anche un pensiero delle mie decisioni, perché ho raggiunto queste decisioni e quindi capisco dove ho sbagliato. Allora, parlando di Renzi, Renzi si è preso una bella rogna e sicuramente non ha preso un paese che funziona e addirittura si è preso un paese che non funziona e che deve mettere in condizione di far funzionare. Secondo lei le ha sparate troppo grosse, meno tasse, meno burocrazia, il taglio del cuneo fiscale, di promesse ne ha fatte tante, no? Ma il problema non è fare promesse, è come si fanno le cose. Perché è chiaro, questa analisi che ha fatto Renzi adesso lo facciamo da 5 anni nei nostri dibattiti, perché è normale che la burocrazia sia uno dei peccati mortali dell'economia italiana e quindi bisogna risolverla. Ma come fai a risolvere un problema burocratico che quando prendi, e ne ho avuto contezza io in un ministero di Roma, guarda caso quello dello sviluppo economico, in tempi passati, dove una persona è stata sollevata di peso, trovata con le mani nella marmellata, è ricorsa al Consiglio di Stato, gli ha dato ragione, è stata rimessa al suo posto. Poi opportunamente è stata spostata col concetto pro moveatur ut moveatur e quindi alla fine non era più su quel posto là e il Ministero si è quasi lavato la faccia. Il problema è questo. Non possiamo dire ai super pensionati ti abbassiamo la pensione o invece di una percentuale della tua pensione te la diamo in titoli di Stato che rendono abbastanza oggi, perché vanno immediatamente al TAR o da qualche altra parte e automaticamente troveranno un giudice che, essendo nelle stesse condizioni di avere in futuro una pensione molto elevata, non sarà lui che certamente censura la pensione del ricorrente. E di conseguenza è una catena che tira l'altra, un effetto domino, per cui non si riesce mai a risolvere nulla. Allora, per risolvere queste cose c'è una tecnica. Non fare dei provvedimenti, non fare delle leggi che siano imperative e categoriche, per emulare una frase storica, no? Per cui le persone vengono defenestrate qualsiasi cosa, perché come in America, chi va al potere si porta dietro la propria squadra e risponde lui di quello che fanno. Quando se ne va, la squadra va via, perché se ne va un'altra e questi proveranno a fare le cose e dovranno farle bene, perché se no ci rimette il capo. Quante volte abbiamo visto il Presidente degli Stati Uniti che defenestra uno dei suoi e questo non ricorre alla giustizia per tornare al suo posto, no? Anche se a volte viene defenestrato per salvare il capo, no? E quindi fa la vittima, l'agnello sacrificato. Questo è necessario in un mondo dove la democrazia vuol dire economia. È vero, è fantastico il concetto dell'economia come democrazia e tutte queste cose, ma alla fine tutto questo che non è democratico si riflette in un'economia che diventa oppressiva e non crea ridistribuzione delle ricchezze, crea soltanto concentrazione di ricchezze in mano a taluni e non a tutti. Certo. Allora andiamo adesso da Giovanni Torresini del nuovo centrodestra per capire se
Renzi è l'uomo giusto, è arrivato come il rottamatore, no? Voi del nuovo centrodestra, appunto abbiamo detto, lo appoggiate, potrebbe essere la persona che riesce a scrostare questo sistema, no? Ce lo dirà il Partito Democratico questo. Adesso dopo lo chiediamo. Cioè, bisognerebbe fare un po' di chiarezza, ecco, su come è arrivato Renzi, sul voto, andare al voto, perché c'è il nuovo centrodestra, perché oggi siamo in questa situazione. Io ritengo che negli ultimi 2 anni bisogna ripartire da quando è arrivato Monti. Quindi abbiamo visto una situazione politica. Quando se n'è andato Berlusconi, è stato chiesto a Berlusconi di fare il passo indietro, passo a destra, passo a sinistra, passo laterale, ce lo ricordiamo tutti. Io ero nel PDL al tempo, è stata un'esperienza per noi di destra, di centrodestra, quel momento è stato un momento drammatico, dopodiché è arrivato il professore. Il professore doveva salvare l'Italia, doveva mettere a posto i conti e ha fatto una squadra di soli tecnici. Voi avete condiviso in quel momento l'operato di Giorgio Napolitano? È nelle sue facoltà. È nelle sue facoltà. Quindi quando in questo momento noi gridiamo al voto, gridiamo non è legittimato a governare, dobbiamo fare attenzione che cos'è la Costituzione e le leggi della Costituzione. E quindi io voglio ricordare agli amici, perché li voglio chiamare così, Grillini e il Movimento 5 Stelle, che è nella facoltà del Presidente della Repubblica poter valutare se c'è una nuova maggioranza all'interno del Parlamento e costituire un nuovo governo. E questa è la Costituzione italiana. E la Costituzione italiana è stata fatta dopo 20 anni di fascismo. Quindi noi li abbiamo già conosciuti i periodi in cui si diceva no uno, no l'altro, vogliamo questo. Cioè la Costituzione oggi tutela tutti e quindi io a questo punto dico, come nuovo centrodestra, e questa è la linea anche del partito, noi non diciamo non andiamo al voto perché non vogliamo andare al voto. Il centrodestra non ha paura di andare al voto. Il centrodestra dice che di riforme oggi non si vive, che queste persone qui dietro che sono oggi a manifestare della riforma del Senato molto probabilmente gli interessa poco. Questo è quello che chiede alle persone. E quindi se oggi Renzi, che è come dire, legittimato dal suo partito a governare, dalla maggioranza del suo partito a governare, deve fare quello per cui ha detto oggi, quindi il cuneo fiscale, rimettere i soldi agli italiani. Se facciamo questo, molto probabilmente queste persone che sono qui dietro non hanno più motivo di protestare. Però ieri alcuni di voi erano a Treviso a protestare, è così? Chi parla? Certamente, sì, erano a Treviso e hanno protestato. Vorrei dire una cosa però, come medico. Dottor, che cognome croato? Croato Giuliano. Giuliano Croato. Sì. Come medico dico che prima bisogna fare diagnosi e dopo fare la terapia. Qua nessuno ha fatto diagnosi e tutti vanno avanti convinti che ci sia una diagnosi già preformata e sbagliata. La volontà è quella di dover capire dove sta l'errore e l'errore lo sta perseguendo anche Renzi nella stessa identica maniera, come è stato fatto prima. Quindi bisogna venire fuori da questo corridoio sbagliato e capire che l'Europa si sta risollevando tutta quanta. Quindi c'è un qualcosa che non va ed è molto importante buttare fuori tutto quello che non c'entra assolutamente e che sono tutte queste piccole illazioni che stiamo mettendo qua noi. Bisogna fare in modo che il Renzi comprenda che bisogna avere il coraggio di tornare su se stessi e capire che l'Europa non è il movimento giusto, che l'euro non è la moneta giusta per noi e bisogna cambiare queste cose. Finché perseguiamo a dire no, noi continuiamo con questa terapia, facciamo qua, facciamo là, ricordiamoci che sabato aumentano la benzina. Certo, grazie. La regia mi segnalava che c'era un telespettatore in linea, scusatemi, non avevo capito, ce l'abbiamo ancora? Sì, mi pare di sì, scusate, dopo parliamo
con l'esponente del Partito Democratico. Buonasera, se è ancora al telefono, se vuol dirci il suo nome. Buonasera, da dove chiama, il suo nome per cortesia? Mi chiamo Paolo Sabadin e chiamo da Villafranca Padovana. Buonasera signor Paolo, prego. Allora, volevo dire due piccole cose, perché essere breve. In Italia non abbiamo più partiti, non abbiamo più niente, abbiamo solo mestieranti che si sono uniti per mandare avanti questo sistema di mestieranti, perché purtroppo non c'è nessuna possibilità di avere politici eletti dai cittadini, quindi non stiamo a parlarci di governi tecnici, di governi di coalizione, di governi, sono dei mestieranti che stanno facendo i loro affari alle spese di noi cittadini, e Renzi è l'ennesima espressione di questi mestieranti. È stato messo lì da Napolitano senza avere nessun consenso di nessun cittadino, di nessun voto, senza passare per le urne, e ai partiti sta bene a tutti. Vedo che nessun partito si ribella, né di destra né di sinistra, anzi si coalizzano per supportare questa vergogna e questa porcheria, perché queste sono cose che si fanno solo in dittatura. Stiamo diventando una dittatura. Per fortuna che ci sono delle persone che si ribellano, specialmente quei ragazzi con quei giubbetti arancioni che avete lì voi, sono l'espressione vera del popolo che non sopporta più queste cose, mentre i partiti che abbiamo fanno finta che queste cose siano la normalità. Per fortuna esistono delle persone che vedo lì dietro, che hanno dei giubbetti arancioni e che dicono che queste sono le cose che non faranno più funzionare l'Italia. Perché finché quei ragazzi giovani là stanno là a raccontare bugie, che un partito dice una cosa, un partito dice un'altra, un partito dice l'altra, ma se sono tutti a Roma coalizzati assieme. Bene. Renzi è partito dicendo nessuna tassa da sabato 1° maggio di 27 centesimi. Mi scusi, può ripetere perché l'abbiamo persa per un attimo. Cosa non ha capito? L'ultima frase. No, stavo solo dicendo, Renzi si è presentato dicendo non metterò nessuna tassa, certo. Da 1° marzo la benzina aumenterà 27 centesimi. Certo, beh, questa è stata una decisione che era stata presa già precedentemente, non l'ha presa Matteo Renzi, non grazie. poteva abolirla, visto che non doveva mettere nessuna tassa. Grazie signor Paolo, grazie del suo intervento. Allora Fabian Pavel Fonovic, siete tutti d'accordo? Chi? C'è ancora chi appunto vede la politica romana in questo modo? Ma la politica romana, ma ci interessa la politica romana o ci interessa il territorio dove stiamo, il nord-est, il mitico nord-est dove mese dopo mese si uccide un imprenditore, dove domenica scorsa si è suicidato un ragazzo di 30 anni a piove di sacco perché non trovava lavoro e si vergognava di stare a casa per non dipendere dai genitori. Della politica romana vogliamo parlare? Io direi di parlare delle questioni che riguardano il territorio del nord-est. Io direi di parlare delle questioni. Allora, se il più giovane Presidente del Consiglio della storia di questo Paese, quindi non della storia repubblicana, ma della storia di questo Paese del 1861, il primo atto che fa è venire in questa terra difficile che fino a pochi anni fa, come sa ben il dottor Casen, è stata la locomotiva di questa nazione, e adesso è messa malissimo, stritolata dalla burocrazia nazionale, quindi si può dire romana, ma anche stritolata, se mi posso permettere, dalla incapacità del governo regionale. Io non sono per niente soddisfatto di come è stata gestita questa regione del caro Presidente Zaia. Forse Roma non sono per niente, ma tu sai che contento da cittadino padovano e veneto di come è stata gestita questa regione. Allora, è colpa di la Renzi, regione che modello. è stato sindaco per 2 mandati,
è diventato Presidente del Consiglio per una congiuntura non voluta. Noi, quando ci siamo candidati a governare il Partito Democratico, non abbiamo pensato di arrivare a Palazzo Chigi dopo 3 mesi, però il governo era impantanato, lo sappiamo o no? Non si facevano i provvedimenti, era bloccato. Quindi iniziava a mettere i propri uomini a Palazzo Chigi. Quando il Movimento 5 Stelle dice Renzi è un furfante, un brigante, e ha ingannato il paese, si rendano conto che se non era per il governo Renzi non avevamo nessun tipo di legge elettorale, perché era bloccata la legge elettorale. Quindi l'alternativa qual era? L'alternativa era tornare al voto nell'immediato. Con quale legge elettorale? Con la stessa legge elettorale del Calderoli. Allora, questo lo vogliamo dire o lo vogliamo dire? Non c'è più. Con il proporzionale puro. Con questa legge elettorale noi dobbiamo tornare di nuovo dopo che 7 milioni ci hanno detto mai più con quella legge. Ma scusa, è stato abrogato il Porcellum, non esiste più. Saremmo andati col proporzionale puro. Quindi hai appena detto una cosa falsa. Ma l'Italicum Berlusconi non è ancora stato fatto. L'hanno concordato insieme. È stato fatto? È stato fatto? No. Se tu domani vai al voto, ma secondo te se restava il governo precedente? Ma troppi se, parla di cose reali, no di se, parla di cose reali. Francesco, scusami un secondo, però il signore vuole parlare di territori e Padova, secondo lui, è amministrata bene. No, è 15 anni che abbiamo un governo di centro-sinistra. Venezia amministrata bene. Avete distrutto una città, tu stai parlando di territori. Cioè, io sono uno studente universitario che vive 10 ore al giorno a Padova e sono disonorato. Sei padovano? Io? Non ti interessa se sono padovano, ti interessa che vivo 10 ore al giorno a Padova e non è possibile che avete distrutto una città splendida, siete riusciti a distruggerla. Io non credo che Padova sia stata governata male. No, non è stata peggio, hai ragione. Hai ragione. Faresti bene, sarebbe l'unico gesto sano. Abbiamo visto che Tracolla ha fatto il suo partito nelle ultime primarie. Faresti un gesto molto sano di votare 5 Stelle. Un partito che siccome non ha avuto il ministro adesso fa facciamo parlare anche lei vuole parlare di territori. Riccardo, stai buono. Io devo rispondere. Facciamo parlare invece a Rudy Cavinato dove la sinistra di Indipendenza Veneta. Come si vive in questo contesto? Allora, io penso che neanche Mago Merdino riuscirebbe a sistemare la situazione dell'Italia e qui lo possiamo tutti quanti confermare, non possiamo dire assolutamente il contrario. Lo Stato italiano è irriformabile e neanche Renzi può fare i miracoli. Voglio riallacciarmi alla prima telefonata che abbiamo ricevuto del signore di Padova, che vuol dire che Indipendenza Veneta sta facendo breccia un po' su tutto il territorio. Noi insomma ci stiamo muovendo molto bene in questo senso. Tra l'altro domani abbiamo la conferenza stampa perché domani mattina sia in Sala Anziani, Palazzo Moroni. Volevo chiedere all'amico leghista che il 1° e il 2 marzo fanno il gazebo per l'indipendenza. Volevo chiedere se era al corrente lui e i suoi amici leghisti, soprattutto veneti, che è da un anno che in Consiglio regionale noi di Indipendenza Veneta abbiamo portato un progetto di legge per chiedere al Consiglio regionale che indica il referendum per l'indipendenza del Veneto, perché secondo noi l'unica via d'uscita è quella di creare uno Stato veneto indipendente. Certo. Mi sembra un po' di parlare un po' di politica estera, io a questo punto, mi perdoni la battuta. Quindi volevo fare questa domanda al signore qua del Nicolò Vettorazza. E anche al signore del PD, perché mi ricordo in una... Daniele Gioffrida, potete anche chiamarmi per nome? Guardi, è la prima volta che vengo in TV, è la prima volta che vedo questi ragazzi che vedo anche molto pimpanti e preparati. In un consiglio regionale, mentre si doveva votare appunto sul referendum per l'indipendenza, la Puppato, allora ancora consigliere, poi diventata senatrice, disse: ma stiamo scherzando, dare la parola ai veneti, siamo noi che dobbiamo decidere. Questo è il Partito Democratico, questa è la domanda che ti faccio.
e appunto la domanda. Allora, le risposte le diamo dopo la pubblicità. Abbiate pazienza, ma abbiamo anche noi degli obblighi. Allora ci ritroviamo tra qualche minuto, sempre qua, negli studi di Gioventù Politica. Tra poco.